Anche l'hip hop può mandare messaggi positivi contro la violenza di genere, ne è convinto DJ Tubet, che ha parlato davanti all'Auditorium Zanon di Udine a classi di alcune scuole della città. Un genere, l'hip hop, con rap e trap spesso sotto accusa per i messaggi sessisti che manda. La sua è stata un'interpretazione critica e a tratti provocatoria. Per rendere i ragazzi più coscienti bisogna proprio soffermarsi sulle parole incriminate, contestualizzarle, capirle, di modo che loro possano essere liberi anche di ascoltarle, ma capendo il danno che fanno. Con il progetto Rispettami, l'Istituto Zanon è in prima linea sul tema della violenza sulle donne. Momento di svolta per questa scuola è stato il femminicidio di Nadia Orlando nel 2017, la giovane di Vidulis di Dignano uccisa da Francesco Mazzega a 21 anni. Un paio d'anni prima Nadia si era diplomata proprio allo Zanon. Le sue foto sono esposte all'ingresso insieme a petali di rose e scarpe rosse. A lei è stato dedicato un angolo in biblioteca. In questo angolo si fa una riflessione su quello che è, quelle che sono le basi degli stereotipi. E i ragazzi inizialmente sono timorosi, timidi, però poi, visto che l'incontro lo fanno anche con la professoressa Alessandra Jelen, che è una dei fondatori del progetto, lei riesce a metterli a loro agio ed effettivamente riescono ad aprirsi e alle volte anche a stupirsi. Intrappolata tra quelle lenzuola, a sperare vada meglio domani. L'impegno dello Zanon punta anche alla creatività, con musica e arte grafica, un'attività che non si ferma al 25 novembre e che in 8 anni ha sensibilizzato ormai migliaia di ragazze e ragazzi.